Avvocato, oggi Angelica Utter come sta? Allora, oggi Angelica Utter sta meglio, nel senso che l'ho vista anche in occasione di un'udienza che si è svolta ieri nel Tribunale di Belluno, e ho visto che sicuramente si è ripresa rispetto allo stato in cui si trovava, perché a mio avviso hanno accertato la malattia di cui la stessa soffre e hanno iniziato una cura, una terapia tale da far sì che l'Angelica si possa riprendere da queste problematiche. Dove si trova adesso? Adesso si trova in una struttura protetta, è stata applicata da parte del magistrato la libertà vigilata e si trova in una struttura protetta proprio per seguire questo percorso di riabilitazione, di cura e per venire fuori evidentemente da questo stato in cui si trovava precedentemente. E invece qual è il percorso giudiziario? Il percorso giudiziario adesso prevede, adesso innanzitutto è cessata la misura cautelare che era stata applicata precedentemente e gli è stata applicata una misura di sicurezza, appunto la libertà vigilata. E adesso i prossimi passi, presumo che dovrà fare il pubblico ministero, saranno la fissazione dell'udienza preliminare. Innanzitutto la notifica dell'avviso di garanzia e con la conclusione delle indagini e successivamente la fissazione dell'udienza preliminare. Tecnicamente può essere condannata a una pena detentiva? È ovvio che sulla scorta della perizia che è stata depositata da parte del collegio peritale nell'ambito dell'accertamento tecnico che è stato disposto, può essere evidentemente processata e come tale potrà essere ovviamente condannata. Noi dal canto nostro sosteniamo che invece la stessa fosse in stato di incapacità di intendere e di volere e che conseguenzialmente, a nostro modo di vedere, non possa essere condannata proprio perché manca l'imputabilità.